Domenico Scrivo, eccoci. Domenico, ti passo il microfono, da dove arrivi, cosa fai nella vita, perché sei qua, vai. Buongiorno a tutti, io arrivo dalla Calabria, sono titolare di un locale. Dove la Calabria? Allora, provincia di Vibo, Serra San Bruno. Ho un bar. Io ho iniziato 3 o 4 anni fa, già da anni cercavo di fare latte art, di seguire, di vedere se c'era qualcuno che promuoveva questa tecnica. Poi grazie ai social network sono arrivato a seguire il coffee show. Ogni anno seguivo questo coffee show e la mia speranza era già da 2 anni fa di poter partecipare, però poi non ci sono riuscito. Quest'anno fortunatamente mi trovo qui a confrontarmi e a crescere professionalmente, perché cerco sempre di più, dove ci sono limiti di superarli, quindi mi trovo qui proprio per questo motivo, perché ovviamente man mano si cerca di arrivare, di crescere sempre professionalmente. E come dici tu, incontrare dei limiti, superarli, ed è quello che in realtà stiamo cercando di fare da un periodo, proprio, e ne parleremo più tardi in incontro con voi soci, in particolar modo con quelli della Sicilia, ma il prossimo incontro sarà anche con voi con la Calabria, quella di strutturarci ancora di più a livello regionale per darvi più opportunità, quindi togliere un po' di pensieri, ok? Un po' di problemi. Quello che stiamo cercando è quello di creare dei gruppi operativi attivi nelle varie regioni in modo da esaltare tutti voi soci, ma in particolar modo chi vi rappresenterà nella zona, nelle finali nazionali. Detto questo, tu sei pronto, i giudici sono in arrivo, assisteremo alla performance del quarto concorrente in gara. Nella prima prova lui andrà in free pouring e andrà a realizzare, vediamolo, un reverse, quindi utilizzando la tecnica del free pouring andrà a fare una figura composta ruotando la tazza con a fianco ad essa un doppio tulipano. Il reverse è quasi pronto. Partiamo con il tulip a 3 elementi, il primo è concluso, attendiamo il secondo del nostro caro competitor Domenico, Bright, è pronta la prima tazza per i giudici. Facciamo un applauso anche a Giuseppe, pubblico di Siracusa. Domenico, scusa, è venuto Giuseppe. 1, 2, 3. Ruota la sua tazza, la inclina verso la lattiera, 1, 2, 3, si alza, 4 e via. E la seconda tazza è pronta per i giudici. Finito il primo round, un applauso ancora a Domenico Scrivo. Bene, emulsione della base su cui disegnare. Ha inizio il vortex nella tazza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ed è la base di quello che ha dichiarato poco fa Domenico, del grande pesce all'interno della tazza. Ve lo descrivo così come l'ha fatto lui ai suoi giudici. Prepara la base per la seconda bevanda, quindi emulsione latte con espresso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contare questi elementi mi ricorda una gara dell'anno scorso a Milano, dove abbiamo dei personaggi presenti in quella gara ed era una sfida lunghissima. Una l'abbiamo qui su, che poi è la campionessa di quell'edizione, ne parleremo più tardi.
Ancora, descriviamo quello che sta facendo il nostro amico Wright dalla Calabria. Sta realizzando i suoi piccoli pesci all'interno di questo virtuale acquario. Ancora 8 minuti di tempo per i competitor per realizzare le 4 tazze per i giudici. Ora, con la tecnica libera, va a tagliare creare il becco del grande pesce, anche l'occhio, perché l'occhio vuole la sua parte, le bollicine, l'ossigeno, fonte di vita marina e non solo, e i 2 pesciolini che sono lì in questo acquario virtuale. Il concorrente si muove nel migliore dei modi per servire la bevanda ai suoi giudici, quindi attenzione particolare, attenzione al servizio, oltre alla maestria nel realizzare il suo disegno. Attenzione ai particolari. Bollicina bianca, riflesso scuro e di nuovo macchia bianca all'interno di essa. Servito ai giudici. Ok, un applauso a Domenico Scrivo, quarto concorrente in gara. Vieni qua Domenico, vieni Domenico, vieni. Dici come ti senti, come stai? Bene. C'è la mano ferma, ragazzi. Bene, mi tremava un po' la mano per l'emozione, ma comunque mi tremano in genere le mani, quindi non è causa solo l'emozione, ma anche perché c'è questo tremore. Quindi, però è ovvio, ti senti, sai che ci sono dei giudici, dei professionisti che ti osservano, che ti valutano e ti viene l'emozione, sale un po' la febbre, però diciamo che sono soddisfatto. Allora, ti rubo ancora il microfono, vorrei farti salutare Luca Ventriglia, il capogiuria di oggi, Andrea Antonelli e Sergio Barberisi che conosci benissimo, insieme a Andrea Alberghini.